il gioco della mussa. Beh, mussa forse perché quando si mettevano così un'asina ci stava come fiura, no? Allora, il primo si metteva così. E il secondo? Il secondo prende, sì, si attacca a quello lì e un altro dietro, un po' sopra il secondo. E poi c'era una fila, potevano essere 10, 15, che saltava sopra, saltavano fino, il primo saltava fino addosso a me che ero il primo, e poi un altro, e poi un altro, e poi si saltava su finché crollava tutto. Bisognerebbe farlo con i bambini, cavolo, quelle robe lì. Attaccati all'albero. Insegnarli come si fa, no? Però è un gioco un po' tipo quello del rugby, capisci? Peston, sacagnalis, cioè calci, botte di tutti i tipi, perché quando ti salta addosso non è che... Poi quando giocavano, che erano anche grandicelli, 12, 13, forse anche più, il peso cominciava a diventare importante, no?